Dopo una lunghissima stagione è arrivato il tempo di allacciare gli scarpini e affilare i tacchetti per le partite più calde. Un saluto amici appassionati da Claudio Costanzo che dallo stadio Campoli di Bocale in Reggio Calabria è lieto di raccontarvi la sfida andata in scena tra Segato e Catanzaro Lido 2004, quarto di finale del campionato allievi regionali calabrese. Sono 8 infatti le compagini che si contendono lo scettro di miglior squadra della regione Calabria per quanto concerne la categoria allievi, padroni di casa della Segato che hanno dominato il girone D vincendolo con 42 punti al termine della regular season. Ospitano i ragazzi della Catanzaro Lido, seconda forza del campionato nel girone C, che hanno avuto la meglio nella fase playoff grazie alla vittoria in semifinale per 3-0 contro la Gioiosa Ionica e al pareggio in finale per 1-1 contro l'Audax Locri. Dirige l'incontro il signor Domenico Zappino nella sezione di Vibo Valencia, quando possiamo passare a elencarvi i 22 che si sono affrontati in campo, partendo dai bianconeri della Segato, scuola calcio Juventus, che si dispongono con un 4-3-3 che vede Marinaro tra i pali, linea difensiva a 4 con De Marco e Malagreta al centro, Idone e Mangano sugli esterni, Currò in cabina di regia con Maisano e Nobile ai suoi lati, tridente con Punturiero, Fortugno e Occhiuto. Risponde la Catanzaro Lido in maglia giallorossa con Arcuri, Serra, Pirillo, Tomaselli, Tarantino, Benincasa, Brescia, Vasapollo, Corapi, Rodio e Ruffo. Dopo appena 2 giri di orologio già Segato in vantaggio, sfrutta infatti questa percussione in area di Currò che viene atterrato da un difensore avversario. Non ha dubbi il direttore di gara Zappino che va a indicare il dischetto del calcio di rigore alla battuta del penalty. Il classe 2001 Kevin Fortugno a tu per tu con Arcuri va a spiazzare l'estremo difensore catanzarese alla sua destra, portando in vantaggio la Segato Viola. Dopo appena 120 secondi cambia il parziale allo stadio Campoli di Bocale in favore della Segato, che però non è sazia e può sfruttare questa percussione del classe 2002 Idone, che prova a servire dentro, trova però la risposta della retroguardia giallorossa guadagnando un corner. Ancora in costante proiezione offensiva la formazione bianconera, qui con Currò che ruba un pallone, break offensivo, rifinitura dentro per Punturiero che viene ipnotizzato a pochi passi da Arcuri. Ancora Segato in avanti, sempre con Fortugno sugli scudi che viene dentro il campo, lascia andare il destro, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, ci riuscirà e come di lì a poco. Stessa azione, salta l'avversario come fosse un birillo, scarica un destro prorompente che va a gonfiare la rete alle spalle di Arcuri per il raddoppio della Segato al quarto d'ora. E già 2-0 le firme entrambi del classe 2001. Kevin Fortugno continua ad attaccare la Segato, qui anche con Currò che prova a triangolare con Nobile. L'ultimo tentativo però del numero 4 di Mister Asumma è sballato e termina sul fondo. Ci prova dalla distanza allora anche il classe 2002 Carlo Mangano che va a centrare in pieno la traversa, la palla poi carambola oltre la linea. Non è lo stesso avviso il direttore di gara Zappino, ma verrà smentito clamorosamente dal nostro replay. La sensazione anche dalle tribune era che la palla avesse abbondantemente oltrepassato la linea della porta difesa da Arcuri. Si resta quindi sul 2-0, continua a macinare occasioni da gol la formazione bianconera con Nobile che entra in area, prova a lasciare andare il diagonale alto sulla porta del classe 2002 Arcuri. Sempre Nobile questa volta dall'altro lato al binario mancino a fare ferro e fuoco, mette dentro per Punturiero che pizzica il pallone e lo vede sfilare a fondo campo. Continua a sfruttare ottimamente il campo in ampiezza la formazione di Mister Assumma, equilibra il tiro o chiudo, la palla resta lì per un'incomprensione di Arcuri che però è strepitoso sul tentativo successivo dell'attaccante bianconero. Ultima azione del primo tempo con Nobile che va via per l'ennesima volta sul binario mancino, serve dentro per Currò che perde il tempo del tiro, scarica allora dietro per Maisano che stoppa e calcia col mancino a giro, termina alla destra della porta difesa da Arcuri. Duplice fischio il direttore di gara Zappino che manda le squadre alla pausa sul parziale di 2-0, decide la doppietta di Kevin Fortugno. Dopo 2 e 15 minuti ha portato infatti la formazione di Mister Asumma sul doppio vantaggio. Si torna in campo stessi 22, prova Mister Nistico per la formazione catanzarese a scuotere i suoi, aumentando il loro baricentro. Proveranno ora a mettere pressione al possesso palla e la formazione bianconera che qui ancora si esibisce col proprio numero 8 in un ottimo tunnel. Si torna infatti in campo nella ripresa, stessa solfa sempre con Fortugno che ci prova ripetutamente verso la porta del giovane Arcuri. Questa volta è debole il suo destro, la prima occasione invece del Catanzaro porta la firma di Francesco Rodio, termina alto il suo tentativo, a seguire avrà però una buona occasione il numero 10 giallo-rosso, quando la formazione però catanzarese riuscirà a trovare il gol che potrebbe accorciare le distanze, ma viene ravvisato fallo su Marinaro dal direttore di gara Zappino. Si resta dunque sul 2-0 quando lo stesso direttore di gara si esibisce in una doppia ammonizione su Punturiero per essersi levato la maglietta per Militano che a bordo campo aspettava la stessa. Altro cartellino di lì a poco, questa volta è netta la follia
del match winner fin qui Kevin Fortugno, che rifila una manata a un avversario e va anticipatamente sotto la doccia, lasciando i compagni in 10 uomini. Non cambia però l'incontro. Infatti ora è il neoentrato Militano sugli scudi a seminare panico sul binario mancino, non riuscendo però a trovare lo specchio della porta. Ci prova di lì a poco ancora la formazione bianconera con questo destro di Nobile dalla distanza, che non riesce a inquadrare lo specchio di porta. Anche in 10 uomini però la formazione bianconera fa la partita, qui con Curro, break offensivo delizioso, palla telecomandata in profondità per Militano che viene dentro il campo, salta un avversario col destro, gonfia per la terza volta la rete della porta di Arcuri. Gabriele Militano, classe 2001, mette la firma sull'incontro dopo la doppietta di Fortugno e probabilmente regalerà il pass che vale le semifinali regionali. Andrà ad affrontare la vincente della sfida tra Isola Caporizzuto e Bernardino Cordova, la formazione di Mister Asumma. Ultimo tentativo della formazione ospite, con questo tentativo di Pirillo che per poco non andava a sorprendere Marinaro, quando dall'altro lato allora è Occhiuto che prova a cercare gloria personale con quest'ottima serpentina, che però trova la risposta di Arcuri. Si è perso sul più bello il numero 11 di Mister Asumma, che opera per ora il secondo cambio con Malagreca che lascia spazio a Tosti. A seguire sarà invece Mangano, lascia spazio a Zito, quando c'è un'ennesima azione di Militano che va via in progressione con l'esterno del piede destro, però non riesce a trovare la doppietta personale. Ultimo cambio con Occhiuto che lascia spazio a Delia. Prima il triplice fischio il direttore di gara Zappino. Game over allo stadio Campoli di Bocale. La Segato si impone sulla Catanzaro Lido per 3-0 grazie alle firme di Fortugno, autore di una doppietta, e di Militano. Ora si qualifica alle semifinali del campionato allievi regionali calabrese. Noi saremo pronti a raccontarvi della sfida che si disputerà in campo neutro sabato prossimo. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.